Sono in macchina questa mattina in viaggio per registrare il terzo podcast. Sapete che ormai nel mio libro 29 settembre 1953 racconto della mia vita professionale, lavorativa e artistica. Il personaggio che sto per incontrare non è un musicista, ma comunque è un artista, e poi capirete perché. Un dirigente, un ingegnere di una grossa multinazionale americana che era un mio cliente delle spedizioni internazionali. Ho scoperto così per caso che anche lui comunque aveva una doppia vita artistica. Mi ricordo che nella mia azienda misi una canzone che per me è una delle più belle scritte negli ultimi 30-32 anni, ed è un brano di Enzo Gragnaniello che si chiama Con me, cantata e portata al successo da Roberto Murolo e Mia Martini. Dovete sapere che poi questa canzone io l'ho utilizzata per la mia segreteria telefonica della mia azienda, ed era un brano sconosciuto, non certamente famoso come O Sole Mia e tante altre canzoni napoletane conosciute in tutto il mondo, ma era un brano appena uscito e che la gente, come lo ascoltava, immediatamente se ne innamorava, tanto che a volte abbiamo avuto anche qualche rimprotto da qualche cliente che diceva: perché avete risposto al telefono, volevamo sentire la canzone. Quindi io sono stato un innovatore, ho presentato un brano totalmente sconosciuto che ha fatto un grande piacere alla mia clientela. Questo è un brano che con i New Cimarosa abbiamo anche registrato e portato a Domenica Inn nel 2005 con Giletti che ci presentava. Se andate su YouTube lo troverete. Sai con me che comincia a cantare. Eccomi qua. Mi sto avvicinando verso casa e incontrerò... Ciao Marcello, come stai? È sempre un piacere vederti. Oh, ma questo sono io! Che meraviglia! Sì, questo è per te, ed è un quadro che è stato realizzato proprio in occasione dell'uscita del tuo libro per riassumere le principali attività fatte nei tuoi primi 70 anni. Ci sono degli elementi musicali. Ci sono queste tastiere che si trasformano in ferrovie e in autostrade, e su queste autostrade e ferrovie corrono i vari mezzi di trasporto utilizzati da Gennaro e con le mie aziende. Con le sue aziende. Le sue aziende, la Klopfer, la CMC, l'ultima la Hobby. Mare, cielo, autostrade, ferrovie ricordano i mezzi di trasporto che erano stati valorizzati dai futuristi. Uno degli elementi caratterizzanti della scuola futurista era appunto quello del movimento e della velocità. Ogni pittore si identifica in una scuola, no? Sì, invece io faccio al contrario, insomma. Io studio un artista, un vero artista, capito che voleva dire. Allora cerco di riadattarlo, di rifare un po' il suo percorso, riadattandolo a quello che poi sono i miei gusti. Marcello Romano, in arte Marò, è la firma che lui mette sui quadri, perché Marò sarebbe Marcello Romano. Da non confondere con Mirò. Con Mirò. Però penso che tu l'hai fatto pure apposta. Certo. Sicuramente. Marcello Romano, ho avuto il piacere di incontrarlo moltissimi anni fa in una azienda mio cliente, e Marcello era il direttore della produzione, e quindi in quell'occasione ci siamo sentiti varie volte perché le merci non arrivavano. Qualche volta tutte le volte si diceva: chiamiamo Pisapia che risolve tutto. È stata una bella esperienza, ma la cosa più importante è che né Marcello né io
sapevamo di queste nostre passioni, che non sono degli hobby, attenzione, perché Marcello poi mi ha raccontato, e ve lo dirà anche lui, è da piccolo che è un amante della pittura, e non sapeva che io cantassi, l'ha scoperto per puro caso nel vedere un mio video pubblicato su YouTube. Da quel momento ci siamo risentiti e ci siamo raccontati. Dovete sapere che Marcello pubblica le sue opere e queste opere sono le più visualizzate in assoluto a Salerno e in Campania. Sono fra i primi 50 come visionati, come visualizzazioni. Sono tra i primi 40 per quanto riguarda i like. Che prezzo metterei a questo? No, non vendo agli amici. Non vendi quadri? Non vendo quadri, solo baratto con gli amici. Cioè loro ti danno prodotti? Ti danno qualcosa in cambio. Un provolone? Una guantiera di babà. Ah, ho capito. Quindi cioè, tu sei uno di quegli artisti che praticamente il tuo quadro non gli dai un valore in moneta, insomma, insomma soltanto affettivo e deve rimanere comunque in te. Sì. Io so che tu fai molta beneficenza però con questi per beneficenza, questo sì. Ogni tanto faccio delle campagne di beneficenza, come per esempio per i profughi ucraini e per le onlus che hanno operato durante il Covid. Marcello, allora visto che tu hai detto che baratti i quadri, no? Sì. Tu mi dai il quadro, io ti do il mio libro 29 settembre 1953 e in aggiunta ti do un mio CD registrato 10 anni di canzoni classiche napoletane rivisitate in chiave jazz pop. Gennà, ma ti stai prendendo il mio dono, però una dedica. È giusto. È una dedica. È giusto anche perché, come tu giustamente hai detto, il quadro è per i miei primi 70 anni, ti faccio una dedica per i miei primi 70 anni, che l'augurio che ci rivediamo fra 70 anni perlomeno. Di più non posso darti se non augurarti di mangiarti un buon babà. Sì. E sai che faccio? Visto che magari ci puoi ripensare, io mi piglio qua e mi porto. Ciao a tutti!